In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Operaio morto cadendo all'interno di una pala eolica. Un'altra tragedia sul lavoro. Sabato scorso un operaio di 33 anni originario di Benevento è morto a Salemi, cadendo per circa 30 metri all'interno di una pala eolica. L'impresa di Napoli per la quale lavorava era in subappalto. Noi moderati e DC aprono la campagna elettorale senza Forza Italia. Si è aperta ieri ad Agrigento la campagna elettorale di Noi Moderati e della Democrazia Cristiana a sostegno di Massimo Dell'Utri, candidato di Noi Moderati nella lista di Forza Italia. Presenti Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, e Totò Cuffaro, segretario della DC. Nessuno di Forza Italia, che pure poche ore prima ha tenuto un convegno ad Agrigento con Schifani. Chiuso a Palermo il congresso dei magistrati. Chiuso ieri a Palermo il congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. La mozione approvata esclude disponibilità rispetto alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, una posizione che rischia di apparire politica a fronte di uno dei capisaldi del programma elettorale del governo Meloni votato dai cittadini, che ha portato il centrodestra al governo del paese. Pichetto sul ponte, 3 mesi in più non cambiano nulla. Credo che 3 mesi non spostino nulla, l'importante è fare le cose per bene e in modo trasparente e dare a tutti le risposte opportune. Lo ha detto a Omnibus sulla 7 il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin sulla richiesta di tempo della Stretto di Messina per rispondere ai quesiti del Ministero. Mozione dell'onorevole Figuccia sull'articolo 37 dello Statuto. Domani l'Assemblea regionale siciliana discuterà una mozione dell'onorevole Figuccia, questore dell'Ars, che chiede l'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto siciliano, che prevede che le imprese che hanno sede fuori dalla Sicilia ma hanno in essa stabilimenti versino in Sicilia la quota relativa delle loro tasse. La mozione, aggiornata e molto ben strutturata, gode di un sostegno trasversale di tutti i partiti presenti all'Ars. L'aeroporto di Catania compie 100 anni. Sabato l'aeroporto di Catania ha compiuto 100 anni. Nico Torrisi, amministratore delegato di SAC, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha dato il benvenuto al sindaco di Catania Enrico Trantino e ai numerosi ospiti istituzionali per celebrare insieme gli importanti risultati dello scalo etneo, che ha raggiunto e superato nel 2023 i 10 milioni di passeggeri. Torrisi ha annunciato la conclusione dell'iter per la demolizione del vecchio terminal e di avere pronto il progetto di ricostruzione. Aeroporto Palermo, utili per 12 milioni di euro. Approvato dal Consiglio di amministrazione della GESAP il bilancio 2023 dell'aeroporto di Palermo, con un utile di oltre 12 milioni di euro, il miglior risultato di sempre, più 43% rispetto al 2022. Soddisfazione per i risultati ha espresso l'amministratore delegato Vito Riggio. Determinante l'incremento di voli e soprattutto del numero di passeggeri, che ha superato gli 8 milioni. Tassi bancari un'impresa. Un'impresa ha pubblicato un report relativo ai tassi di interesse dei depositi nelle banche nelle diverse regioni italiane, che testimonia una forte penalizzazione delle imprese meridionali. La media nazionale dei tassi sui depositi va dallo 0,78 del Trentino allo 0,24 della Calabria. La Sicilia si colloca in una zona intermedia con lo 0,49, tassi comunque bassissimi. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana vai sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.